Io ho la sezione provinciale dell'OIPA. L'OIPA è un'organizzazione internazionale che ha sedi in tutto il mondo. Io ho il pregio di avere una sezione come delegato. Cerco di portare avanti tutta l'ideologia di questa associazione che non si limita agli animali in sé o i gatti in sé, ma proprio a tutto il mondo animale e anche l'ambiente. Diciamo che la giornata è scandita, ovviamente dagli impegni che si hanno per queste creature. Io per fortuna o sfortuna non ho un lavoro fisso, quindi il lato fortunato di tutto ciò è il fatto che posso dedicare più tempo ai nostri gatti, a tutti i nostri animali, perché oltre ai gatti abbiamo anche i cani, insomma, quindi di lavoro ce n'è tanto. La giornata inizia con la prima pulizia della casa, perché è inutile dire che ovviamente sono creature meravigliose, ma insomma danno un bel da fare. Quindi si inizia con la pulizia e la prima somministrazione del cibo, diciamo, quindi la prima versata di crocchette, che è un po' una piccola riunione, diciamo, ecco, di tutti quanti. Andiamo a mangiare? Mi sa che è il momento di arrivare a mangiare. Dici? Beh, io sono nato col gatto, per esempio. I miei genitori avevano una gatta con cui andavano addirittura in ferie e ricordo un viaggio Trieste-Barletta con me sul sedile posteriore e dietro la testa la mia gatta, la gatta di casa. Io avevo 1 anno, quindi non ero certo io ad accudirla. E forse è nato tutto da là, forse è un qualche cosa che nasce dalla famiglia. So, e questo lo ricordo, che a 4 anni abitavo in una zona dove le macchine erano veramente poche e l'asilo era a circa 150 metri da casa e io ero l'unico bambino in quel momento che quando usciva, oltre alla mamma, trovava la gatta, perché la gatta seguiva mia mamma, venivano a prendermi in asilo e tornavo a casa con mamma e gatta.